Ciao a tutti, siamo qui Scusate, ridiamo perché in realtà sarà la 24esima volta che proviamo a girare questa parte. Però vabbè, dai, ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo qui con un nuovo video Dopo finalmente, dopo un bel po'. E oggi vi mostriamo cosa? Oggi vi mostriamo da dove provengono una delle materie prime che andremo ad utilizzare in Malga. Cioè praticamente vi sveliamo i nostri collaboratori, che non sono tantissimi. No, i nostri collaboratori non sono tantissimi perché la maggior parte delle cose ce le produciamo, quindi, ecco. E diciamo che il menù è base, per cui non abbiamo bisogno di meglio così, meglio così. Quindi vi sveleremo di chi si tratta. Verso Enrico, che è il titolare di questa azienda e come vedete sta lavorando. Ecco, buongiorno a tutti, io sono Enrico Bigolin, sono il socio titolare del Molino Bigolin Giovanni di Rossano Veneto. Mamma mia, oh che bello, ecco. Una presentazione veramente perfetta. Perfetto. E quindi qua cosa fai praticamente? Noi qua facciamo farina con amore. Amore. Quello è il nostro ingrediente segreto, che ci mettiamo il cuore. Ecco, quindi a te la farina serve sicuramente in Malga. Certo. E dopo, per carità, magari anche a voi. Ma la farina serve a tutti, ragazzi, cioè ci si può divertire, si può creare, perché alla fine un piatto è un'opera d'arte. Quindi... E poi la farina con amore dove la trovate? Solo qua fondamentalmente, Solo cioè qua. Questa è proprio quella con più amore di tutti. Quindi Enrico, ci fai vedere l'azienda? Assolutamente sì. Dai, bene. Ci siamo spostati qua, Enrico, perché prima eri là. Sì, stavo finendo di pulire, diciamo, sì, il rimasuglio di grano che era uscito dal camion, perché noi praticamente andiamo a prendere il grano nelle varie cooperative con cui collaboriamo e lo stocchiamo, ogni tipo di grano, in un silos diverso. Silos sono qui robe là. Sono quelle gigantesche cisterne metalliche che vedete. Cisterne. E praticamente cosa succede? A luglio definiamo che contratti fare con che cooperative per quale tipo di grano, definiamo una miscela di grano che noi per avere la qualità che il cliente richiede. Ma ti interrompo, per avere la qualità analizzate il grano? Assolutamente sì, abbiamo un piccolo laboratorio dove Domanda abbiamo intelligente, no, mamma mia, dove abbiamo uno Chopin che è lo strumento per analizzare la forza delle farine, che se avete piacere vi mostro anche. Certo. C'è tanto da imparare praticamente. Sì. E boh, adesso c'è una terza fase o la seconda fase dove... Ma non andiamo a vedere il laboratorio? Dopo, il laboratorio dopo, adesso andiamo a vedere... Allora io adesso direi che possiamo andare a vedere la fase produttiva, ecco, vera e propria. Dopo Ok. Allora il grano viene pescato dai vari silos nelle percentuali che ci interessa per avere la formula definita per la miscela di farina, riposa in zona pulitura dove viene fatta una pulitura per setacciatura, quindi vengono eliminate le parti sassi, la paglia, tutte le parti un po' che non sono il grano, quindi, e avviene la fase di bagnatura del grano. Perché bagniamo il grano? Per rendere la parte esterna meno rigida e quindi per facilitare poi la fase di macinazione. Il grano, una volta che viene bagnato, riposa in dei cassoni dedicati per 24 ore, in modo che la parte bagnata esterna si asciughi e quindi riesca a assorbire anche internamente l'acqua. Dopodiché avviene la fase di macinazione, in cui praticamente ogni singolo chicco di grano viene macinato, quindi passa per dei cilindri e viene spedito nei plan sister, che sono il sistema di setacciatura che abbiamo, per ben 14 modi. Facciamo questi 14 passaggi in modo che il chicco di grano sia meno stressato possibile. Ma tutto quello che è scarto dove va a finire?
Allora, tutto quello che è scarto noi lo dividiamo in 3 parti, quindi farinaccio, tritello e crusca, e lo diamo a delle aziende a uso zootecnico, quindi abbiamo delle aziende agricole, dei mangimifici che vengono a prendersi il prodotto e lo usano per le proprie filiere. Quindi viene tutto recuperato e non si butta via. Bene, bravi. Allora, intanto che Martina fa le storie, vedete, ecco. Enrico, ma quei macchinari là che facevano Allora, quelli che sembrano il Tagadà, mi piace sempre dire così, sono i Plant Sister, che è un sistema di setacciatura praticamente delle varie fasi della produzione della farina. In ogni cassettino che voi avete visto là dentro c'è dentro questo tipo di settaccio qua. Ovviamente in base ai vari passaggi di setacciatura la maglia della rete è diversa, dal più grosso ovviamente più fina. Shakerate. In pratica si fa una shakerando. Adesso qui siamo invece nella parte un po' più di nicchia, la nostra chicca dell'azienda, che è la macina a pietra. Cioè, la macina a pietra, Perché qui copriamo anche quelle esigenze, quindi abbiamo anche la farina come si faceva una volta. come si faceva una volta, capito? Io qui sono di parte perché ho provato le farine, sono spettacolari. E qual è il vantaggio della macina a pietra? Non è un vantaggio nutrizionale, perché non è che le vitamine contenute nella farina siano quelle che servono per il sostentamento, ma è proprio una questione di gusto. La macina a pietra è un frutto grano, quindi all'interno anche, la farina macinata a pietra contiene anche le parti nobili, diciamo, del grano, quindi il germe, tutte quelle parti più gustose, e quindi la farina risulta più buona. Quindi riusciamo a fare una tipo 1 e una tipo 2 un'integrale. Abbiamo sia la linea biologica che la linea convenzionale. Nel caso della convenzionale il grano arriva dal mulino già pulito, operiamo sempre con dei sacconi o cassoni e arriva tutto. E quindi quelle ruote di pietra che abbiamo visto da Le ruote fuori, di pietra sono la stessa ruota di pietra che c'è in quel piccolo mulinetto là, però più grande. Ok, però quello è il principio. adesso finalmente andiamo al laboratorio, così sei contenta, giusto? Yes. Enrico anche lui è contento, immagino. E andiamo, facci E vedere. andiamo a vedere. Eccolo qua, questa è la nostra strumentazione che utilizziamo per le analisi, si chiama Chopin, che è uno strumento che praticamente ti permette di fare un impasto di farina, un piccolo dischetto che viene fatto lievitare, viene gonfiato da questo sistema, e la resistenza alla rottura di questo dischetto di farina che si ottiene ti dà la forza della farina. Si ottiene un grafico di questo tipo in cui si può trovare la forza della farina, il famoso W, e il P su L, quindi l'elasticità che può avere una farina. Bene, che dire, grazie Enrico di questa Grazie visita. della visita. Sinceramente grazie a voi per essere passati e vedere la nostra realtà. Poi Insomma, ricordo delle spero vi sia gite piaciuto. delle elementari. Delle medie, non si sa, quindi avete capito che Bisognerebbe farne di più forse, perché Sì. far capire anche ai ragazzini come viene fatto un prodotto e quanto lavoro o amore poi c'è dietro un prodotto è, secondo me, molto importante. Enrico, io so che tu hai 2 pagine social. Sì, noi siamo presenti su Instagram sia con la versione seria che con la versione un po' più ironica, quindi il lato ironico della farina. Abbiamo anche degli adesivi che lo provano. Ok. qua c'è Ritengo che quando fai un buon prodotto puoi anche permetterti di sorridere nella vita, e quindi vi invito poi a andarci a vedere. Mettiamo tutto qui sotto. Molino Violin Giovanni e Molino Violin Giovanni, quindi si gioca anche sul nome. Infatti i prodotti di Enrico Sì. e Mulino Vigolin in Malga. E io non vedo l'ora di venire a provarli poi per vedere come siete riusciti a lavorarli, e sono sicuro che sarà un successo. E ricordiamo anche la nostra pagina Facebook ed Instagram, da Stiavo Wild Farm, e iscrivetevi, seguiteci, e, ecco, e iscrivetevi al nostro canale YouTube, sempre da Stiavo Wild Farm. Per oggi è tutto, Dio piacendo, come... Un bacio. Alla prossima!